Intanto vi dico che sono molto amareggiato col giornalista che ha puntato il dito e ha scritto delle diffamazioni riguardanti il Cereo e a questo punto anche la dirigenza, perché non sapendo quali siano state le problematiche sono state per un problema di incolumità, problemi tecnici. E allora già li avevamo avvertiti qualche ora prima questi problemi tecnici, sono problemi rilevati alle corde. C'era il pericolo che si potessero spezzare, le abbiamo sistemate per poter andare avanti alla processione e non lasciarla come è stato scritto. Ci siamo fermati quando ci è stato comunicato la sosta di 2 ore e allora da lì ci siamo fermati davanti un altarino per rilegare nuovamente la candelora, perché esisteva un serio problema che si potessero spezzare le corde e potersi fare male qualcuno, o portatori o anche persone che erano lì a vedersi la festa.